Siamo in compagnia di Gabriele Tiella, allenatore dell'Hockey Breganze. Vittoria per 8-3, un risultato chiaro, una vittoria meritata la vostra qui al Paladorando Pietri contro la BDL Minimotor Correggio nello scontro diretto al vertice. Sì, certo, oggi era una bella partita, nel senso ci sono tante partite difficili nel campionato di A2, ma oggi forse ho detto ai miei ragazzi andiamo, giochiamo, è una partita di hockey, giochiamo contro una squadra che gioca a hockey, che è lì vicino a noi in classifica. Adesso parlare di classifica è molto presto, per cui vinci, perdi, pareggi, però ho detto andiamo e giochiamo, perché loro sono una buona squadra, noi siamo una buona squadra, andiamo. Facciamo un buon spot per l'hockey, ho detto no, una buona prestazione di entrambe le squadre per questo sport, per la 2. Facciamo vedere cos'è il livello della nostra zona. E quindi no, sono soddisfatto perché comunque i ragazzi hanno reagito bene dopo un doppio svantaggio. All'inizio sembrava che noi tiravamo a volte. Avevamo delle soluzioni facili davanti alla porta, le sbagliavamo e dopo venivamo un po' castigati. Ho detto, ma non so, è una partita un po' strana, forse essere andati sotto ci ha aiutato a far vedere qualcosa di più. Nelle difficoltà siamo venuti fuori, ecco. A mio parere è stato il gol del 2-0, quello che ha cambiato la partita, quello che dovrebbe essere il gol che avvantaggia la squadra che è sul doppio vantaggio, in questo caso invece ha sbloccato il Breganze. Si parte però, la ripartenza è nata dall'uomo d'esperienza, da Stefano Dal Santo. Certo, Stefano è il nostro capitano, è il nostro punto di riferimento, insomma, e lui si è preso carico di questa squadra, di questi giovani, per aiutare tutti quanti a crescere, insomma, ecco. E lui per primo è stato quello che ha lanciato la rimonta e dopo la successiva vittoria, insomma, ecco, si è visto, è stato abbastanza palese e i ragazzi hanno risposto bene da accanto a loro con una prestazione molto molto buona, cioè non so uno che abbia fatto male oggi dei miei giocatori, ecco, per cui soddisfatto. Sì, immaginiamo, perché è difficile trovare dei lati negativi al Breganze, soprattutto quello visto dopo il gol del 2-0 della BDL Minimotor Correggio con un parziale di 7-0 in rimonta. 9 vittorie, un pareggio in 10 partite. Magari uno potrebbe dire potevate fare 10 su 10, adesso lo diciamo scherzando ovviamente. Difficile non essere soddisfatti al giro di boa dopo un percorso quasi netto. Sì, guarda, noi avevamo fatto 10 partite di Coppa Italia dove c'erano forse più ombre che luci, diciamo, ecco, proprio perché il gruppo nuovo da amalgamare, gente di esperienza, gente con meno esperienza, e ci è servita la Coppa Italia, diciamo, per dopo partire bene. E devo essere sincero, da gennaio, più che dicembre, da gennaio abbiamo iniziato veramente a crederci nella promozione o nell'entrare in pista convinti per vincere le partite e facendo delle buone prestazioni, e stiamo venendo fuori tutti insieme, insomma, tutti quanti, 10 giocatori, io, i dirigenti, la società, stiamo tutti remando dalla stessa parte e si vede anche in pista, ecco. Congratulazioni per il titolo di campione d'inverno e in bocca al lupo per il proseguimento della stagione. Grazie mille e vediamo come andrà a finire, che è un po' là che conta più che il titolo d'inverno, di campione d'inverno. Grazie. Grazie a Gabriele Tiella. Ciao.